Noi siamo orgogliosi di essere oggi in questa manifestazione che non abbiamo organizzato noi, tengo a precisare, ma la Proloco di Rua, e siamo contenti di essere loro ospiti e speriamo, visto che l'abbiamo fatta anche lo scorso anno, di continuare a farla ogni anno. Grazie. Siamo in un momento un po' particolare, abbiamo passato un anno difficile. L'anno scorso abbiamo fatto il primo, chiamiamolo circuito di Rua. L'anno scorso avevamo il presidente del Club Serenissima Storiche, Paolo Pico, che purtroppo è mancato. Io penso che arriveremo anche al prossimo anno a ripetere una esperienza così importante, così bella. Cosa ne dici? Ma per noi è stata una soddisfazione l'anno scorso poter promuovere un'attività con le auto storiche. Con Paolo Pico appunto l'anno scorso ci eravamo fatti una promessa che questo doveva diventare un appuntamento annuale in occasione della mostra del vino. Anche quest'anno con il Club Serenissima abbiamo concordato la giornata, abbiamo concordato i vari appuntamenti e oggi è un piacere proprio vedere queste auto storiche e siamo pronti per partire. Abbiamo un percorso di circa 33 km sulle colline di San Pietro di Feletto, Conegliano, Refrontolo e Vittorio Veneto. È un percorso panoramico perché la nostra fortuna, il nostro territorio è proprio quello che ci concede la possibilità a 360 gradi di poter ammirare le nostre colline UNESCO e quindi un vanto territoriale e un vanto di poterlo fare con queste auto meravigliose. Per noi è un onore avervi qua, oltre che per mostrare la nostra azienda, per vedere le belle macchine che avete e anche le persone interessate nella cultura del vino, nella nostra area di OCG Conegliano Valdobbiadene, sulle nostre colline.